Quinta corsa, una condizionata per cavalli di 3 anni. Vincitori da 4 a 21.000 euro nella carriera. Ci sono dei soggetti molto interessanti che potrebbero anche affacciarsi. Qualcuno l'ha già fatto nel circuito dei Gran Premi. 1 DJ Spritz, Carmine Piscoglio, 2 Deus e K Roberto Vecchione, 3 D'Amore Mail Marcello Di Nicola, 4 Duck Jet VP dell'Annunziata, 5 Doge AS Marco Stefani, 6 Dakar Antonio Di Nardo in seconda fila, 7 Daikiri Piz Manuel Pistone, 8 Diana Piz Maurizio Cheli, 9 Danubio Olz Giuseppe De Filippis, 10 D'Artagnano P Antonio Greppi, 11 Dioniso Enrico Bellei, 12 Danny Pan Luca Lovera. La macchina li lascia e sono partiti con D'Amore Mail che scavalca DJ Spritz, poi Duck Jet veloce prova a contenere Doge S ed andare allo steccato in anticipo sul favorito che sbaglia e conferma di essere un po' leggerino. Allora Duck Jet al comando nei confronti di D'Amore Mail, poi DJ Spritz, mentre partita bene dalla seconda fila Daikiri Piz che figura in seconda pariglia. Di fuori ci dovrebbe essere forse già Dioniso, 29 per i primi 400 metri di corsa, con sempre in evidenza Duck Jet. Di fuori c'è Dakar con Antonio Di Nardo che precede Dioniso e quindi Danubio Olz che è alla retroguardia insieme a Danny Pan e a D'Artagnano P. 600 che se ne sono andati con una frazione molto lenta in 16,3. Gli 800 in un minuto spaccato. Duck Jet in vantaggio, D'Amore Mail nella sua scia. Prova a venire in terza ruota Dioniso perché Dakar per il momento non riesce ad avvicinare Duck Jet, la quale si mantiene in vantaggio. Il chilometro che se ne va in 1,14,9. Nella scia di Duck Jet c'è sempre D'Amore Mail, Dakar che ora prova a mettersi sulle gambe e recuperare sulla testa della corsa, poi sempre Dioniso allo steccato chiuso DJ Spritz avanti a Daikiri Piz a 400 dalla conclusione, un 14,2 di là per Duck Jet che continua a viaggiare con una lunghezza nei confronti di Dakar e Dioniso che sbaglia. Si libera ora DJ Spritz che viene in mezzo alla pista di scatto, 14,9 per la piegata conclusiva. Dakar che prova a sferrare l'attacco di dentro, D'Amore Mail in vantaggio c'è sempre Duck Jet, al largo di tutti è DJ Spritz che si ingamba, DJ che va sugli avversari nel finale. DJ Spritz che passa e vince nei confronti di Dakar. Al terzo posto Duck Jet, 29,4 arrivano, 13,7 ragguaglio cronometrico, sesta vittoria consecutiva per DJ Spritz. Carmine Piscoglio, Andrea Sarzetto per la scuderia Valle Falconera. La vittoria di DJ Spritz che riapprezziamo nelle immagini. Netto vincitore nel finale, ha trovato l'aria al momento giusto Carmine Piscoglio, l'ha lanciato in mezzo alla pista, si è fiondato sui rivali, li ha travolti. Dakar fa bene il secondo, terza è Duck Jet che ci ha provato davanti, è stato un filo labile in arrivo, ma tutto merito di DJ Spritz. Carmine Piscoglio, Andrea Sarzetto, la scuderia Valle Falconera.